Giovanni della sezione italiana. Saluto le ospiti che si sono iscritte, gli ospiti che si sono iscritti a questa giornata. Saluto Nicoletta Todesco, suo collega che vengono oggi qui a inculcarci un po' di saggezza, un po' di positività e tante cose che ci serviranno per la nostra attività e anche per la vita di tutti i giorni. Di solito è così. Nicoletta è psicologa, in psicologia a Padova e poi ha fatto anche tante altre specializzazioni sulla programmazione neurolinguistica, coaching per le aziende, fa dei corsi, ha anche un sito internet molto completo. Immagino che tutti voi siate già andati a sbirciare per sapere un po' come dovete fare oggi. Vi auguro una proficua giornata, vi auguro di portarvi a casa tante cose utili e sono sicura che sarà così. Grazie Monica. Grazie. Curiosa, cos'è che vi aspettate da oggi? Perché è un argomento talmente vasto, quello di cui dobbiamo parlare, comunicazione, autostima, atteggiamento, motivazione, chiedo a voi un po' un aiuto per capire un po' con che strumenti vorreste uscire da qui oggi. Però mi dite gli obiettivi che avete, se mi riprendo un pochino. Prego. Motivazione. Tuo nome? Paola. Paola, ok. Motivazione e autostima. Motivazione e autostima. Insieme all'entusiasmo. Ok, bello, per mix. Ok, quindi capire che tassi toccare per promuovere un po' l'autostima, per avere più motivazione e più entusiasmo. Grazie Paola. Grazie. Che altro? Io concordo. Tuo nome così di memoria. Claudia. Claudia, ok. Intanto dicendovi questo, si parlava di quanto è importante, la prima cosa, abbiamo detto, è crederci. Ho aperto quelle parentesi solo la lettura. Il primo strumento è crederci per avere un risultato. Il secondo step cos'è? È se io ci credo, io posso credere intensamente di poter arrivare, che ne so, a Treviso in 4 ore da qui. Però se il mio unico mezzo di trasporto è la bicicletta, potrò mai arrivarci in 4 ore? No, è impossibile. Quindi il primo step è crederci. Il secondo step è avere gli strumenti, perché se non ho gli strumenti poi cosa succede? Che la mia motivazione va a decadere. Posso avere tutta la motivazione del mondo per andare a vendere, però se mi mancano forse di base delle strategie, per carità poi ognuno negli anni affina un suo metodo, un suo modo, una sua strategia, però a volte basta conoscere qualche tasellino in più di come funziona la mente umana, di come funziona la comunicazione, di come funziona l'approccio con la persona che mi sta di fronte per essere più incisivo. E poi il terzo step è quello un pochino più psicologico, più delicato, sapete qual è? Sentire di meritarselo.